Cari amici di Sicilia Magazine, ci troviamo anche quest'anno alla 7ª edizione di Bolle in Vigna, organizzata da Tenute Nicosia. Quest'anno un evento importantissimo perché si parla di vino e di spumante buono, ma parliamo anche di spumanti vista mare. Un evento che unisce appunto il buon bere con l'enogastronomia etnea. Sette edizioni, 7 successi per Bolle in Vigna, che rinasce il giorno dopo che si conclude l'evento. Ci spinge la passione e l'entusiasmo che c'è attorno alle bollicine etnee. Questa lettura del territorio è data da un vino spumante che riesce a raccontare perfettamente soprattutto quelle caratteristiche, dal vulcano la freschezza, la sapidità, ma anche, come abbiamo voluto sottolineare quest'anno, il ruolo del mare, visto che comunque l'Etna è un vulcano, ma è un vulcano al centro del Mediterraneo che si trova in Sicilia, con una grande superficie esposta sul mare. Ci cimentiamo a voler comunicare il vino in maniera diversa, accessibile, semplice, che possa raggiungere quel risultato che a volte essere troppo nozionistici invece crea distanza, no? Quindi essere spumanti vista mare vuol dire avere delle caratteristiche in cui sapidità, salinità in alcuni casi giocano un ruolo. Abbiamo concluso una masterclass in cui 8 campioni differenti hanno raccontato questi aspetti, un fil rouge dettato da questa caratteristica che diventa piacevolezza al calice, soprattutto in un momento di caldo torrido come quello che stiamo vivendo ora. Bolle in Vigna è una manifestazione che ormai è diventata la festa un po' clou dell'estate, ma all'interno della manifestazione c'è sempre un focus molto importante sia dal punto di vista scientifico sia di valorizzazione dei territori, che è la masterclass che quest'anno è stata dedicata in particolar modo agli spumanti vista mare. La differenza è che sono dei prodotti caratterizzati da una particolare sapidità e anche un'acidità piuttosto spinta, perché sono influenzati dalla presenza marina che fa da termoregolatore, e quindi maturazioni più lente, di acidità più spiccata, e quindi prodotti molto identificativi. Un altro degli aspetti che ci caratterizza è proprio la vicinanza al mare, perché Montegorna si affaccia sul mare, è in mezzo tra mare e vulcano, e ci piaceva evidenziare questo aspetto perché il mare condiziona quella che è la nostra viticoltura, mitiga le temperature di questo versante, e lo ritroviamo come un elemento fondamentale per la produzione dei nostri spumanti. Quello che ci tocca oggi è consolidare quello che si è fatto negli ultimi 30 anni, si è cresciuto tanto sul territorio, e oggi dobbiamo consolidare per poter dimostrare che non si tratta solo di un trend ma di un fatto reale. È cosa che io credo molto possibile, perché effettivamente la qualità continua a crescere e questo ci darà ragione. Bisogna andare a raccontare tanto, a far capire quello che si fa qui sull'Etna. Ancora si fanno poche bottiglie, e eventi come questo e in generale attività che facciamo hanno proprio l'obiettivo di far aumentare la conoscenza degli spumanti sull'Etna. I mercati sono interessati ai nostri vini, crescono un po' diventano più famosi negli anni, ma anche perché l'Etna ha un profilo che incontra quello che è il gusto attuale, quindi un gusto di vino elegante, fresco, leggero, che rappresenta un territorio, e questo quando bevi un vino dell'Etna, l'Etna lo senti dentro il calice, e quindi è un elemento di forza per i nostri vini.